una realtà. Cagliari avrà il suo porto turistico. Entro l'estate prossima, nei pressi del molo in Cnusa, ci saranno 2 approdi per navi da crociera, con tanto di strutture ricettive per turisti provenienti da tutto il mondo. Ad annunciarlo il comandante della Capitaneria Andrea Pagliettini, nel corso della cerimonia di premiazione della Palmira, nave battente bandiera ucraina che quest'estate è approdata per la 10ª volta nel molo Sanità. Cagliari dunque finalmente città turistica, tappa fissa di tante crociere nel Mediterraneo. Non si contano più le imbarcazioni colme di croceristi spagnoli, tedeschi, olandesi e francesi che hanno toccato quest'anno il nostro porto. Un dato per tutti, a chiusura di questa stagione estiva, saranno ben 70 le navi che avranno fatto scalo nel capoluogo sardo. Merito questo di una campagna pubblicitaria che negli ultimi anni ha saputo promuovere al meglio il porto isolano nelle principali fiere nautiche italiane ed estere. Cagliari, dice il comandante della Palmira, rispetto a Napoli, Palma di Maiorca, Marsiglia, Nizza, Tunisi e Bastia, è meno conosciuta, ma alla fine è la più apprezzata per le ragioni che lui stesso ci spiega. Of course, nice people, quiet port and nice nature. Bella gente, porto tranquillo, bella natura, gente ospitale. Tutti a bordo, l'equipaggio e i passeggeri avranno un buon ricordo della Sardegna e della sua gente. If compared to the other port of call during which we visit during our 2-week trip. Cagliari, se paragonata agli altri porti in cui siamo approdati nel nostro giro turistico nel Mediterraneo, è uno dei meglio organizzati. Certamente il porto di Cagliari è tra i più comodi per la nostra nave Palmira, grazie alla banchina lunga 150 metri e profonda 6. Sì, ho avuto proprio una buona impressione sul porto e sulla sua organizzazione. I have only a nice impression about the harbor and port organization.